Buonasera, io non vi nascondo che sono già emozionata perché dietro le quinte abbiamo fatto 2 chiacchiere, 2 minuti sono stati sufficienti per innamorarmi di queste 3 meravigliose donne, ma adesso comincia la serata. Dunque, quindi senza presentazioni, allora, io purtroppo non c'ero, non ce l'ho fatta a seguire la Lectio Magistralis delle 18 della Costituzionalista, che ecco, un applauso. Però di fatto devo dire che data per letta, come si dice anche nei tribunali, la Lectio Magistralis, di fatto, Presidente, cominciamo questa sera con queste con le nostre 3 ospiti, il programma di questa nuova edizione. E sono 3 ospiti che impersonano effettivamente il senso che si è voluto dare, il significato, il tema, no? Che verrà trattato in queste 3 giornate. Sono 3 donne imprenditrici, 3 donne imprenditrici di successo che hanno saputo fare del loro prodotto una bandiera del nostro territorio, esportandone il nome in tutto il mondo, e 3 donne che di cui ci piace far vanto, devo dire la verità, ma anche per la continuità che hanno saputo dare generazione dopo generazione alla loro attività. E quindi è con sincera ammirazione, ecco, che io sono qui, e penso anche le signore che sono qua e i signori che sono qua la penseranno come me. E quindi appunto, dicevamo, il tema quanto mai calzante: donne lavoratrici, donne madri, donne che hanno, se non ancora madri, una propria sfera, una vita privata da gestire. Penso che tutti, un po' come me, quando senti dire nonino, il pensiero corre subito al brand. Ma corre alla sgnappa, esattamente, però non la sgnappa, ma quella col marchio. E però corre immediatamente, secondo me, anche al volto di queste donne, e anche delle tue sorelle, delle altre sue 2 figlie, Cristina ed Elisabetta, e a Benito naturalmente, ma questo adesso ce lo dirà la moglie sicuramente, ce lo dirà la moglie, ce lo dirà la figlia, ce lo dirà la nipote, non ho dubbi. A questi volti che sono al tempo stesso sorridenti e tenaci, determinati, il pensiero corre a questi guizzi di genio che hanno fatto sì che il marchio viaggiasse, quindi alla forza, alla potenza di queste donne e a tutto quello che sicuramente c'è dentro. Quindi complimenti sicuramente agli organizzatori per aver voluto cominciare con le loro storie, con le storie che sono il nostro territorio ma che rappresentano il nostro territorio nel mondo, questo festival dedicato all'articolo 37 della Costituzione. E considerato che io l'ho testato adesso un attimo dietro le quinte, ma insomma per quel poco che possiamo conoscere, quel tanto che conosciamo, sappiamo che ciascuna di loro insomma ha l'argento vivo addosso, e che questa sera si moltiplica per 3 l'argento vivo addosso, e che non vediamo l'ora di sentirle parlare, e che quindi di entrare nel vivo della serata. Io salterei tutti i preamboli, che poi sono anche preamboli scontati, ossia ringraziare ovviamente gli organizzatori, tanto più, quindi uno, per offrirci l'occasione di parlare di questo tema questa sera qui a San Daniele, tanto più in un periodo di difficoltà, nonostante le difficoltà o le incomprensioni istituzionali, no, degli ultimi tempi. Quindi a maggior ragione grazie alla direi che è anche superfluo, ma anche perché avrete tutti quanti la brochure, insomma, le conosciamo strada facendo, insomma, siamo qui per ascoltare le loro testimonianze, quindi non dilunghiamoci troppo, entriamo nel vivo. Non vi faccio la presentazione di ciascuna delle tre signore, perché potete andarvelo a leggere, ma vi dico quali sono i ruoli che qui rappresentano, perché sono un po' significativi delle dinamiche che questa sera ricostruiremo. Quindi abbiamo Gianola, che è la presidente della società, ma io direi è colei da cui tutto promana, veramente, ed è la nonna, oltre che la mamma, di 3 ragazze, di 3 figlie.
Poi c'è Antonella è il consigliere delegato e tante altre cose della società, oltre che la presidente del premio Nonino e della figlia, nonché zia, questa sera, in questa circostanza, cioè sempre. E poi c'è Francesca che è la responsabile della promozione web e nonché anche responsabile di una fetta importante del mercato e dell'influencer della grappa, questa nuova figura è un po' una pioniera in questo, ma seriamente, insomma, adesso questa sera ce lo racconterà. Bene, detto quindi dei ruoli, cominciamo ovviamente da Gianola e io vorrei cominciare un po' da lontano, cioè da donne che costruiscono tanto più, quindi realizzano qualcosa che poi cresce, tanto più lo fanno in epoche in cui a misura d'uomo, diciamo, fino a qualche decennio fa, tuttora, e in un campo, in un settore, quello del vino e quello della campagna, a sua volta anche ritenuto territorio al maschile. Quindi io direi velocissimamente più o meno, insomma, facciamo una bella carrellata di quello che è stato, partendo quindi dal monovitigno fino, voglio dire, magari non ci arriveremo nel racconto di questa sera, però qual è il punto, che non è il punto d'arrivo assolutamente, è un acme, è un momento epico, meraviglioso della storia della famiglia. 2 anni fa il premio come distilleria del mondo, migliore distilleria del mondo. E arriva a San Francisco. Non trio. Prego, Gianola. Andiamo un po' indietro, ma perché vogliamo sapere come fa una donna, come ha fatto una donna e chi è stato accanto a te a costruire questo. Una volta mi hai corretto, in un articolo avevo scritto, avevo scritto l'impero, perché vogliono anche essere modeste, per me è un impero quello che hanno costruito, di qualità soprattutto, prima ancora che come dimensioni, di qualità. E oltretutto avendo un capo branco come Benito che non è mai sufficientemente contento della qualità e perché io della qualità raggiunta, che ci sprona sempre ad arrivare sempre più lontano e non possiamo mollare mai, no? Quindi siamo sempre... Nasce tutto dal fatto che io prima mi sono innamorata pazzamente di mio marito e poi mi sono innamorata del suo lavoro, l'arte della distillazione, che lui mi ha coinvolto immediatamente dicendomi come fare, come si deve fare, perché per poter far fare agli altri bisogna saperlo e via avanti. E sono una donna veramente fortunata, perché in un'epoca in cui io sono trentottina, mi sono sposata nel 62, in quella volta l'arcivescovo del Friuli, Venezia Giulia, diceva la donna che la tasa, che la piasa, che la staga a casa, tutto dire. Ecco, io ero tutto il contrario, perché i miei genitori invece mi avevano insegnato a essere un individuo pensante, a mirare lontano per arrivare almeno vicino nel rispetto di chi ci stava accanto e non mollare mai. La mia battaglia è nata perché io non sono una grande bevitrice, però mi avevano insegnato i miei genitori a degustare qualche goccia e ad apprezzare le cose buone. La grappa di Benito era buonissima e eravamo spesso invitati dagli amici dell'Udine Bene a cena, e anziché portare il solito mazzolino di fiori oppure usava lo champagne, il cognac, il whisky, io arrivavo molto fiera con la grappa di mio marito, di Benito, che era veramente buona. Per la miseria me l'avessero offerta una volta a fine cena a tutti gli ospiti, mai, finché dopo la terza volta sono andata in cucina e ho chiesto alla signora di casa, ho detto: ma che fine fa la nostra grappa? E signora, la grappa la signora la mette sotto l'acquaio e la teniamo per l'elettricista, per l'idraulico, per quello che ci porta alla legna. E allora sono stata una volta tanto brava, sono stata zitta. Ho il brutto vizio di dire sempre quello che penso, però ho detto: ma poveretta, ella la fa quello che dice la sua signora, quindi. E però sono scesa, salita in macchina, ho detto: Benito, basta.
Adesso noi dobbiamo fare la battaglia per trasformare la grappa da Cenerentola a Regina. E scusate, Ci siete ce l'abbiamo fatta! Siamo partiti dopo 10 anni di prove e controprove, fai questo, fai quello, distillare la vinaccia, una singola azienda, e fai sempre nel rispetto della distillazione artigianale, discontinua, con vinaccia fresca e via avanti, e restava sempre lì. Finché l'idea vincente è quella che di distillare le vinacce di un singolo vitigno. Mio padre era un grande amante del Friuli e ci aveva insegnato a me e a mia sorella a rispettare in particolare tutte le nostre meraviglie, i nostri prodotti meravigliosi, cominciando dal prosciutto di San Daniele. Per cui ho pensato che si poteva, ho detto Benito, proviamo a distillare separatamente le vinacce del singolo vitigno Piccoli, e lui si è dimostrato disponibile, ma pensatevi che ovviamente la vendemmia si fa in settembre, quindi all'acquisto delle vinacce si andava, mio marito aveva una mamma molto in gamba che però non andava ad acquistare la vinaccia. Benito andava a trattare con i produttori, però non gli piaceva. Questo compito, appena sposata, ha cominciato a buttarlo addosso a me. Mi è piaciuto tanto perché a me piace il rapporto con le persone, e ho cominciato ad andare dai vignaioli. Sono andata prima alla Camera di Commercio a vedere chi erano i più bravi produttori di Piccoli, e prendevo l'appuntamento, andavo a salutarli, mi presentavo, conoscevano l'azienda. Compie 125 anni quest'anno, la Nonino, mia sorella. Porca miseria, il vignaiolo, non so se lui lo capisce il furlano, dicevo mi tenga da parte le vinacce separate, che io gliele pago di più, però ho bisogno di avere separate. La risposta è matte signore, io non ho piatti da urdiere, bene, allora è matta lei signora, io non perdo tempo dietro a lei. Quindi sfide, fin dall'inizio, sfide, sempre sfide. Sempre mi è venuto in mente che la cosa migliore sarebbe stata quella di coinvolgere le mogli, che nel momento verso mezzogiorno le sia a casa che le faceva da mangiare per il marito e via avanti. Perché? Perché io vi parlo degli primi anni 70, le donne, le mogli degli agricoltori, dei contadini, dei vignaioli, non erano già indipendenti economicamente, per cui per farsi la permanente, per comprarsi un paio di calze velate, per comprare i calzettoni per i bambini, per non rompere sempre al marito che dopo le rompeva a loro volta, erano costrette ad allevare polli, galline, conigli e vendere uova e via avanti. E allora io entravo e dicevo: senta signora, in friulano, se lei mi aiuta a tenere separate le vinacce dell'uva Piccoli nello stesso momento in cui viene vinificato, io le porto il sacchettino, le pago la telefonata, pago 100 volte di più di quello che pago a suo marito al quintale la vinaccia. Io le pago, gli davo in quella volta 2500 lire al quintale al contadino, io ho detto le do 2500 lire al chilo, e loro benedette mi hanno ascoltato. E sono andata, poi andavo con la macchina a prendere, mio marito mi aveva organizzato un tino con quel che si passava la ghiaia, in modo di separare la buccia dell'uva dal raspo. E io e la signora di casa, Ada Benedetta, Dio la benedissi dove che la sei, la pigiavamo, e abbiamo deciso di provare a fare questa prova con poca vinaccia. Però il problema qual era? Era che se l'esperimento andava bene, e lo sapevamo solo noi, la Madonna moriva lì. Allora mi è venuto in mente che allora il giornalista più importante del settore era Luigi Veronelli, e da incosciente, siccome mi ama insieme a non mollare mai, ho telefonato e gli ho detto: senta, vorremmo fare una prova di stile Suggianò la Nonino, mio marito, lui conosceva un po' la Nonino, e vorremmo dedicare a lei questa prova, sempre che lei sia d'accordo, e ovviamente le riconosceremo il disturbo.
E lui mi ha risposto: signora, con gioia, sono io che ringrazio voi perché mi date l'opportunità di occuparmi di un qualcosa di nuovo. E da lì poi la stessa cosa, e ne sono venute fuori solo 5 damigiane. Abbiamo invitato, ecco una roba importante, abbiamo invitato le signore soprattutto che ci avevano messo da parte la vinaccia, e ovviamente i maschietti, i mariti, e abbiamo fatto un bel pranzo, abbiamo distillato in presenza di Veronelli, di giornalisti e via avanti, e i giornali ne hanno parlato, 5 damigiane sole. Cosa si poteva fare? Bisognava farlo assaggiare il più possibile, però il problema era che dovevamo contattare il maggior numero di persone possibile, e abbiamo pensato con mio marito che bisognava, siccome non c'era Gesù Cristo che fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci, abbiamo pensato di diminuire la capacità. Allora si vendeva più che altro bottiglioni da 2 litri di grappa che venivano 2500 lire al litro, e noi un architetto meraviglioso, Franco Vattolo, già da che conoscevamo molto bene, ci ha mandato Benito in un laboratorio di vetri a Mestre, dicendogli di prendere la bottiglia dalla vecchia farmacia, e lui invece ha portato a casa un'ampollina, quelle da laboratorio. L'architetto come l'ha vista: no Benito, non va bene questo va bene per un profumo. Porca miseria Franco, è quello che ci vuole, perché la gente deve capire che dentro c'è un qualcosa di veramente raro. E Veronelli dopo 15 giorni esce su Panorama, piccoli che schiappa, mettendo il nome di tutti i vignaioli, e via avanti. Dopo 20 giorni ricevo una telefonata da un bergamasco che mi dice: signora Nonino, io sono alpino, io voglio la sua grappa, le ordino 50 litri. No, ho detto: guardi, impossibile, perché allora mi metta via più bottiglie possibile, ci parliamo fra 6 mesi, perché mio marito ha detto no, deve riposare almeno 6 mesi in cantina. Mi richiama, prendo il telefono, mi dice: allora signora, pronto, le ordino 25 fiasche. Ma prima le dico quanto costa. Ho detto: sono delle ampolline che costano 8.500 lire l'una. Un rosario de bestemmie me ne ha buttato il telefono. Allora l'idea qual è stata? Anziché buttarmi sul telefono, porca miseria, in quel modo ho pensato: Benito, regalare per regalare, la regaliamo ai personaggi. Non usavano allora gli opinion leader, però c'erano dei personaggi che valevano, che erano seguiti, che erano tenuti, diciamo, come esempio, e l'abbiamo mandata per Natale, questa bottiglietta con l'etichetta fatta a mano, il tappo argentato, tanti litri fatti, il numero della bottiglia, la firma. Stavo su de notte a fare le etichette e via avanti, ma era un divertimento. Ecco, non so se ci sono giovani, c'è qualcuno. L'unica cosa che direi questo a un giovane: ricordate, qualsiasi mestiere voi scegliate, voi dovete scegliere un qualcosa che vi piace, in modo che il vostro lavoro diventi anche il vostro hobby e il vostro divertimento, e non vi peserà mai lavorare tanto. Ricordatevi, morale, comincio a mandare 2 bottigliette per Natale con augurio da Gianni Agnelli a Eugenio Scalfari a Madonna Pertini, il presidente. Assaggi questo distillato. Lei sarà senz'altro abituato a bere cose, distillati stranieri, e poi mi dica se può essere di vostro gusto. Una piccola famiglia, una piccola distilleria del Friuli vi aspetta per gli assaggi. Porca miseria, Agnelli 15 giorni dopo ha telefonato alla segreteria che il suo segretario sarebbe venuto, il suo autista, a comprare 48 bottigliette perché voleva fare gli auguri di Natale con la grappa Crumo Vitiglio piccolino. E lì siamo partiti, porca miseria, nel rispetto del produttore, del vitigno, della qualità, della quantità, non fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e questo è quello che stiamo facendo tuttora. E che vi sta premiando, sì, veramente. Da lì poi adesso bastami, tanto poi torniamo, adesso faccio il giro. Ripeto, sono una donna fortunata, perché lavorare divertendosi, credetemi, è bellissimo. E poi lo dico alla dottoressa Barbara,
una cosa bellissima, che io sono stata doppiamente fortunata, a parte l'educazione dei miei genitori, che ho trovato un marito che, contrariamente ai mariti dell'epoca, anziché tirarmi indietro, mi ha sempre spinto avanti. Poteva essere geloso perché l'azienda era sua, Santa Madonna, e io diventavo l'immagine, potevo stare sul ballet, e invece no, lui mi spingeva ed era soddisfatto dei risultati. È andata da Dio, è andata da Dio perché la cosa che mi fa più gioia, siamo riusciti a miglior distilleria del mondo a San Francisco, quando fino per 20 anni la miglior distilleria del mondo era o di cognac o di whisky o di gin e la Madonna o de vodka, mai una grappa, il primo spirito italiano ad avere questa soddisfazione. D'altronde devo dire un'altra cosa che mi rimane sempre nel cuore, e sono certa che Antonella ricorda, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, che quando ci ha dato il premio Leonardo Qualità Italia, siamo l'unica coppia premiata assieme, perché di solito premiano solo una persona della famiglia, a Benito, a Giannola e Nonino, per essere i veri ambasciatori della grappa di qualità nel mondo, e questo succedeva 30 anni fa. Una soddisfazione enorme, anche perché la grappa l'amiamo, amiamo la nostra terra, amiamo il Friuli, e vi dico, quando i primi anni 80, la prima volta che sono andata a New York, perché inauguravano la prima enoteca italiana a New York appunto, tutti produttori di vino, unica donna come produttrice e fra l'altro come produttrice di grappa, ho capito, mi sono imparata a memoria il discorso perché dovevo fare, raccontare e avanti, ho visto quanto il nostro distillato, la nostra grappa, riusciva a coinvolgere tutti quelli che l'assaggiavano, e quindi questo per me è la cosa più bella. Quindi fin d'ora vi dico, vi aspettiamo a Percotto, anzi a Persereano, al Borgo Nonino, per vedere la meraviglia che ha creato per la sua famiglia Benito, mio marito. Dico mio marito perché faccio una piccola divagazione tanto per cambiare. 2 anni fa ci ha dato un premio dell'arte, la Galleria Borghese a Roma. Maria Grazia Chiuri, c'era la Chiuri e c'era l'Abramovic, no? Quindi premiate. Quando sono salita sul palco io ho detto: e questo premio lo dedico a Benito. Porca miseria, la gente piena così, un silenzio mortale. Mio marito, allora una grande donna c'è sempre un grande uomo, quindi non abbiamo dubbi. Siamo dei grandi rompiballe, lotta continua di giorno, grande amore di notte, che avremo rotto tanto le balle anche le figlie e anche i nipoti, però devo dire che sono venuti in una maniera meravigliosa, veramente. Passerei ad una delle 3 figlie. Sì. Adesso perché, no, assolutamente no, anzi dopo ritorniamo, perché capite quanta passione, parlavo di Argento Vivo, c'è una passione pazzesca nella Trentottina, ricordiamolo, la Trentottina, e con tantissima esperienza. E allora ti viene da pensare, intanto secondo me chi guarda il palco, chi pensa ad una donna al femminile pensa sempre poi agli uomini che ci sono in famiglia, pensa ai vari papà, ai vari generi, chissà che sono la minoranza, ma insomma in questa famiglia direi che si viaggia a binari paralleli. Però chiedo evidentemente alla figlia, perché nascere e crescere in una famiglia con accanto una figura di mamma così energica, a dir poco energica, così importante, così determinata, così vitale. Lo è sicuramente il papà, infatti mia sorella, la sua mamma, dice sempre siamo delle sopravvissute. Sì, proprio, perché certamente con degli esempi così straordinari, infaticabili, cioè finito di tutti gli impegni di lavoro, periodo di vendemmia, e loro andarono al corso di ballo, cioè fantastico, perché sempre davanti, sempre rilanciando.
È una palestra, è proprio una è proprio una di palestra, tanto ci hanno abituato da subito a ovviamente ad andare a lavorare all'estero, ci hanno le ragazzine mandate non solo dato le possibilità di studiare e di studiare appunto all'estero e quindi di fare esperienza, ma anche subito mandate, cioè noi quando eravamo non so a Parigi piuttosto che a New York, noi andavamo a New York in particolare piuttosto che in altri paesi del mondo. Noi andavamo sempre per lavoro, cioè per una degustazione di grappa. La grappa è sempre stata parte della famiglia e quindi amata, protetta e anche proprio distillata, perché è una cosa che mentre la mamma parlava ci terrei anche a dire questo piccolo particolare. Mentre il papà e la mamma, noi eravamo ragazzine, bambine anzi, e una cosa che colpisce poi crescendo, negli anni 60 la grappa aveva avuto c'era stato il boom economico, no? La mamma un po' l'ha raccontato, e quindi le persone cominciavano non solo a mangiare o a bere perché avevano fame, ma anche per poter scegliere, assaggiare, motivo per il quale la mamma era arrabbiata perché non, si bevevano solo i distillati stranieri. In quel periodo, allora, la nostra storia comincia con Orazio Nonino, che era un sultan della famiglia Kechler e che aveva l'alambico su ruote appunto a Ronchi di Percoto, dove peraltro siamo tornati nel 2004. L'azienda è andata avanti di generazione in generazione e aveva già, noi abbiamo questa bellissima lettera di questo Tommaso della Tolla che diceva che già se passi da Percoto fermati a bere la grappa Nonino in friulano, ovviamente, che è di Tambuine, e quindi aveva già in Friuli una certa nomea di grande qualità. E la grandezza dei nostri genitori è certamente stata che negli anni 60, quando c'era una grande richiesta di grappa, a livello però quindi di osteria, la grappa degli alpini legata, no, alla grappa del ponte, sono venuti a chiedere al papà certi quantitativi. Lui dice: mi dispiace, io distillo con l'alambico discontinuo in grame artigianale, e quindi se ho una certa produzione rispettosa, no, dei ritmi della vendemmia e della produzione annuale, per cui se do a voi il quantitativo che mi chiedete, io poi non ne ho per gli altri miei clienti, diciamo, consolidati in Friuli. Ed è stato il periodo in cui la maggior parte delle distillerie italiane hanno iniziato a distillare con l'alambico, cioè anzi con l'impianto continuo, cioè industrialmente. Ci tengo a precisare che oggi l'80% della grappa che voi trovate, a prescindere da come viene presentata, è prodotta industrialmente, e per noi è un orgoglio sulle nostre bottiglie specificare, perché quello è di legge, se tu lo scrivi deve essere vero, e quindi vi invito ad andare a leggere la prossima volta che comprate una bottiglia di grappa di qualsiasi diciamo brand sia. Noi imbottigliamo solo grappa fatta da noi nei nostri alambichi discontinui a Ronchi di Percoto, e infatti fin da ragazzine casa e distilleria erano praticamente, la distanza era più corta di questa sala, per cui per la qualità il papà, che appunto come vi dicevo è sempre stata artigianale, 100% artigianale, ci chiamava a dare una mano. Quindi noi fin da bambine, da ragazzine, prima rispondere al telefono, poi stare in pesa, perché esiste ancora lo scambio, no? La mondura, cioè ci portano le vinacce chi ha in famiglia una vigna e invece di volere dei soldi vuole qualche bottiglia di grappa, e quindi noi da ragazzine eravamo preposte a questo compito. E ovviamente essendo donne, cosa facevano? C'era la fila lunghissima, era una roba, era anche faticoso. E cosa facevano? Si mettevano in fila, arrivavano lì, ti facevano vedere, e il papà ci aveva insegnato da subito a riconoscere se la vinaccia era fresca o non era fresca, bisognava far aprire, la mamma parlava di sacchi da mezzo quintale, quindi venivano aperti e poi si doveva da una parte la vinaccia diraspata, dall'altra quella col raspo, perché ovviamente noi diraspiamo tutto. E portavano i sacchi magari con la muffa perché stava lì ferma un po' di giorni, no? E allora noi, ma veramente ragazzine, 16-18 anni, no, questa non va bene, mi dispiace, dovete riportarla a casa, friulano. E spesso ci trovavamo con dei signori che si rimettevano in fila per fregarci, e devo dire, su quelle robe lì ovviamente ci avevano preparato bene fin dai piccoli, perché ovviamente sono i dettagli poi che fanno la differenza nella qualità. E questo per noi è diventato proprio
sono diventate le basi fondanti. Come siamo diventate un pochino più grandi, ritorniamo al papà, anche in distilleria, dove in realtà ancora oggi noi abbiamo circa 18 stagionali, lavoratori stagionali nel periodo della vendemmia, che per noi coincide col periodo della distillazione. Dico per noi perché in Italia la legge non obbliga non dà un tempo, diciamo, definito, però per la qualità tu la devi distillare freschissima, e quindi noi, visto che si parla di rapporto mamma e papà e nel lavoro, la cosa curiosa è che nostra madre, visionaria certamente, però dava sempre ordini con trasmissione del pensiero, cioè lei lo pensava e noi dovevamo farlo, e questo è durato negli ultimi 35 anni, ecco. E invece il papà, siccome eravamo sempre preoccupati, perché sentivamo sempre parlare di grappa e dicevano quando saranno grandi aiuteranno in distilleria, e quindi eravamo preoccupate veramente. La zia dice: sai, quando eravate piccole voi dicevate: Dio, ma noi come faremo da grandi? E non sappiamo distillare. Quindi la prima cosa che abbiamo imparato è la distillazione, aiutando il papà, quindi è venuto in maniera naturale, e quindi abbiamo una consuetudine, una conoscenza, no? Manuale anche, scusate, mi viene in mente un passaggio di un bellissimo passaggio di Pierluigi Cappello. Ringrazio Paolo Mocchi perché io conosco il Festival della Costituzione dall'anno della sua ideazione, proprio perché sono venuta con Pierluigi, e in questa libertà lui racconta che cos'è la conoscenza che si tramanda, la conoscenza artigianale, che è una conoscenza manuale che si tramanda di generazione in generazione. Ecco, questa è una cosa che noi, Cristina, Elisabetta ed io, abbiamo imparato in famiglia, e con il papà, che a differenza della mamma, fantastica, sempre piena di idee che abbiamo ovviamente negli anni imparato a portare avanti, a sviluppare con lei, il papà però è curioso perché è un uomo piuttosto tipico friulano, chiuso, anche molto di quelli che ogni tanto ovviamente sbotta, però tanto in famiglia, nelle discussioni, c'era un modo anche un po' duro di comunicare. Nel lavoro ci spiegava, io ricordo quando parlavamo di distillazione tu potevi chiedergli la stessa cosa anche 3-4 volte e lui non perdeva la pazienza e ricominciava a spiegare, cosa che facciamo ancora adesso, perché spesso ci troviamo intorno al tavolo, nel pranzo e cena. Questa è stata ovviamente la consuetudine quando eravamo ragazzine e poi giovani studentesse. La grappa ha sempre avuto la priorità anche sugli esami universitari, e io ricordo, questo è un piccolo tanto per farvi capire, il giorno prima di discutere la tesi di laurea, mi sono laureata a Udine, la mamma non conosceva l'inglese, quindi abbiamo sempre dato una mano a tradurre, no? A ricevere, altro che cantine aperte, noi eravamo aperti da sempre, un incubo, sempre gente in casa. E il giorno prima della tesi di laurea io ho detto vorrei un attimo, insomma, mettermi tranquillo da parte, no, vieni, questo giornalista era americano, e quindi cioè, la grappa ha sempre avuto la priorità, cosa che ha ancora adesso ovviamente. Per noi è un membro della famiglia, ne siamo orgogliosi, ci arrabbiamo se la vediamo maltrattata, siamo ovviamente felicissimi quando viene riconosciuta la qualità e questo linguaggio internazionale che abbiamo poi sperimentato anche attraverso questo straordinario evento e manifestazione, non so neanche come definire adesso, scusate, ma mi emoziono, perché il papà e la mamma, dopo aver inventato la grappa monovitigno piccolito, volevano distillare la ribolla, lo schioppettino, andando alla ricerca di vitigni autoctoni friulani. La mamma ha scoperto che non erano, che stavano scomparendo, adesso diventa troppo lungo, ma per una legge assurda che non li aveva inseriti nei vitigni diciamo di cui era consentita la coltivazione in Friuli, assurdo, Friuli Venezia Giulia. E da lì, un'idea straordinaria, hanno istituito il premio Nonino Resitaur Barbatella d'Oro. Pensate, nel 1975, bando di concorso, 1.500.000 lire per il vignaiolo che avesse messo a dimora uno o più di questi vitigni per poterne fare la grappa, cioè per poter fare la grappa del vitigno autoctono, appunto schioppettino, ribolla, tutti questi vitigni che adesso sono fiore all'occhiello, no? Della nostra viticoltura.
e 500.000 lire per la ricerca ampelografica, perché ovviamente non devi solo avere il vitigno, ma anche raccontarne e documentarne la storia. E da lì questo viaggio straordinario, il viaggio più esotico di Lévi-Strauss, come lui definì a Parigi molti anni fa, quando siamo stati invitati all'Istituto di Cultura Italiano insieme alla Fondazione Benetton e alla Fondazione Agnelli. Assurdo, perché noi siamo una famiglia di imprenditori, una famiglia proprio, la classica business family come si dice, own and run si direbbe in inglese, e questa occasione annuale straordinaria che ha dato la possibilità alle mie sorelle e a me di crescere in mezzo a delle persone straordinarie, una volta all'anno, a imparare, a approfondire, a riflettere su temi attuali, importantissimi, conoscere Leonardo Sciascia, quello di Lévi-Strauss, che poi quando sono andata a studiare a Parigi mi invitava ogni 15 giorni a pranzo a casa sua, a Claudio Abbate, insomma una storia bellissima che ha avuto il suo ritorno proprio perché siamo stati 2 anni, diciamo, in sospeso, proprio il 7 di maggio per la 45esima edizione più 2, come dice sempre la mamma. Quindi noi siamo vissute in mezzo a questa straordinaria, devo dire, sempre in corsa, non ci siamo neanche resi conto proprio quest'anno, pensando ai 125 anni dell'azienda e 45 anni del premio Nonino, mettendo un po' l'archivio e la roba. Sì, non sappiamo neanche da dove cominciare, dovremmo fare un libro, sono 20 anni che dobbiamo farlo, ma non c'è il tempo, siamo sempre in corsa. E si arricchisce anno dopo anno ovviamente di conoscenze, ma infatti noi vi siamo grati anche per questo, perché tutto quello che voi dite è espressione di tutto quello che si è accumulato nel tempo, che avete raccolto in giro per il mondo anche, e che state trasmettendo, non soltanto attraverso la grappa, anche attraverso i vostri racconti. Finisco il giro però, visto che parliamo di generazioni, abbiamo 3 generazioni, per poi però passare il secondo giro sarà un po' più problematico, adesso finiamo di presentarci. Ma io dico, no, stavo pensando mentre ti sentivo, mentre la sentivo Antonella, sì, scusate, ci diamo assolutamente da lei, scusate ogni tanto delle cadute proprio perché sembra di stare in famiglia. Pensavo, ecco, il modello, avere a casa un modello del genere, di donna del genere, significa non affrontare mai neanche, cioè non porsi neanche il problema della difficoltà che una donna comunque ha, e la generalità delle donne hanno avuto e continuano in buona parte ad avere nel affermarsi nella società, non soltanto come lavoratrici ma proprio come persone, insomma. Certo, i nonni dicevano siete individui pensanti, non siete né maschietti né femminucce ma individui pensanti, quindi diciamo che l'humus nel quale siete cresciute ha parrebbe avere bypassato il problema, quantomeno come problema in sé, poi magari lo si incontra, vedremo dopo col secondo giro. E allora mi chiedo, pensando a Francesca che nasce in quest'epoca e che partecipa, viene invitata ad un festival della Costituzione che affronta l'articolo 37 e che io mi sono persa per l'appunto purtroppo la Lexio Magistralis, però leggevo cosa abbiamo pubblicato oggi sul Messaggero Veneto e la costituzionalista spiegava come tutto sommato, cioè per comprendere quell'articolo bisogna comunque calarsi nell'epoca in cui fu scritto e partire dall'idea che comunque che l'idea di fondo che era quella di ribaltare anche insomma le funzioni classiche uomo-donna era e resta di una modernità straordinaria. E però mi chiedo, una giovane, un'ultima generazione nonnina oggi, come interpreta, come anche si pone di fronte e che nasce comunque in un ambiente diciamo privilegiato proprio perché l'humus è quello della famiglia nonnino delle donne imprenditrici, delle donne madri e figlie, quale sia la sua percezione di queste problematiche legate alla parità di genere, cioè come si ponga, oppure se invece ritenga che il modello stesso della sua famiglia marchi proprio la differenza con un mondo che fuori queste problematiche le conosce e le affronta realmente. Beh, allora diciamo che per me queste problematiche sono arrivate sicuramente dopo, nel senso che comunque io sono cresciuta e ho vissuto in una realtà nel quale
essere donna, perdonatemi il francese, ma era una figata, nel senso potevi fare tutto, potevi essere imprenditrice, potevi essere mamma, potevi realizzare qualsiasi tipo di tuo sogno e non era in nessun modo una difficoltà, cioè non era semplicemente un problema, nasci donna, nasci uomo, puoi fare tutto quello che vuoi, cioè comunque io se ci penso anche adesso quando andavo a scuola ero l'unica che aveva mamma, nonna, zie, tutte imprenditrici, cioè tutte donne di successo, realizzate, lavoratrici, cioè non era una cosa da tutti. Vabbè, io vi vedo come di successo, comunque io sono sempre stata fan della mia famiglia, quindi io vi ho sempre visto come donne di successo. E diciamo che però dopo c'è stato un po', ne parlavamo anche a cena, uno scontro con quella che dopo era la vita all'interno dell'azienda, un po' anche però la cultura televisiva, dove ti veniva proposto un modello di donna completamente diverso, nel senso che comunque io ho 32 anni e mi viene da ridere, ne parlavamo appunto a cena, ma sono cresciuta vedendo anche le amichette che avevano l'obiettivo, che non c'è nulla di male, però la proposta che veniva data alle donne era quella di diventare la velina, cioè nel senso il tipo di modello di donna rappresentata in televisione era quello che doveva essere giovane e bella principalmente e muta, cioè possibilmente muta, e quindi c'è stato comunque un crash culturale da quella che era la realtà familiare e la realtà fuori, e anche possiamo dire un'ambivalenza di valori, perché comunque per fortuna secondo me il più grande vantaggio che ho avuto nella vita è stato quello di essere nata in una famiglia che mi ha amato, e quindi comunque nascere con quel tipo di vantaggio lì già ti aiuta davvero tantissimo. Però c'era anche la questione di avere dei modelli a casa e di vedere fuori dei modelli diversi, e la difficoltà di capire quello che era giusto, perché comunque la cultura televisiva ti spingeva verso una cosa, e quello che volevi anche essere tu. Però sì, avendo una famiglia di questo tipo, devo essere sincera che è stata una grandissima forza nel poter crescere non avendo il limite di vedere nel proprio valore soltanto una temporanea bellezza e giovinezza, cioè nel senso le basi sono state solide nel pensare che non valgo solo perché posso essere giovane o bella, ma valgo per tutte le cose che provo, che faccio, che dimostro, ecco, che studio, eccetera. E questo però è una cosa che secondo me è un vantaggio che non tutti nella mia generazione hanno potuto avere, però vedo che le cose stanno cambiando tantissimo nelle generazioni, quelle più giovani, ma anche proprio, stavo parlando con le mie cuginette più piccole, che però non hanno ancora sperimentato la discoteca perché sono anche in pandemia povere, cioè nel senso hanno avuto una vita difficile. Però se io penso anche a quando andavo io in discoteca 15 anni fa, no, 15 perché ho 32 anni, 17 ci andavo, cioè anche il tipo, sì, ogni tanto mi devo ricordare che ne ho 32, scusate, però cioè nel senso anche il tipo di rapporto dello spazio personale della donna non esisteva, cioè tutti pensavano di poterti mettere le mani addosso, che è una cosa terribile. Adesso c'è molto più rispetto della fisicità della donna, e secondo me in futuro andrà solo migliorando, e questo sarà un vantaggio per tutti, perché secondo me anche questa cosa qui diventa un limite anche per gli uomini, perché io comunque ho notato anche lavorando online che ci sono tanti uomini che hanno questa toxic masculinity, cioè questo bisogno di dover dimostrare di essere alfa, secondo loro, dovendo essere aggressivi, sessisti e oggettivando la donna, perché pensano che sia questo l'esempio di vero uomo. Però vanno a perdere la possibilità di creare veri rapporti tra di loro, perché comunque questo qui è come se fossero sempre aggressivi anche l'uno con l'altro, ma anche perdono l'opportunità di creare veri rapporti con le donne. E ragazzi, siamo il 50% della popolazione, perciò ti perdi tanta roba se non riesci a instaurare un rapporto anche mentale col sesso femminile. Sembra quasi che sia un mix micidiale, donna e bella, e diventa paradossalmente quasi una vulnerabilità, cioè un elemento che diventa oggetto di attacco, di critica. Ma sempre, basta pensare che cioè anche là, vabbè, ci sono tante donne anche in politica, senza dover far nomi, che però per il invece fatto che sono donne non belle è comunque un problema. Cioè comunque la questione è che utilizzano la tua fisicità per toglierti potere e autorevolezza, sì, che
è sbagliatissimo. Per legittimare, infatti, sì, Io purtroppo. queste sensazioni- Infatti è quello che volevo chiedere adesso a Gianola. Io guarda, mi hai emozionato. Il microfono. Mi hai emozionato, ma io queste sensazioni non le ho mai provate, perché sono stata, ripeto, una donna fortunata, Santa Madonna. Però pur rapportandosi Gianola con i big del mondo dell'industria, della politica, della finanza, cioè, lei Guarda, ha sempre io parlato alla pari con... su 40 anni, soprattutto dai 30 ai 40 anni, diciamo, giravo il mondo anche sola e fortunatamente ho avuto anche non ho avuto mai queste sensazioni, queste impressioni. La Madonna, sono stata fortunata, ecco, devo dire, sono stata fortunata. Ce lo siamo chiesti, infatti di questa cosa qui avevamo parlato appunto in occasione qualche mese fa di quella, chissà se ricordate, c'era stato un dibattito, una polemica a livello internazionale quando c'è stata quella discriminazione nei confronti di una sommelier americano-giapponese alla quale era stata data una sorta di out-out dalla sua azienda: o indossi la gonna o te ne resti a casa per fare la sommelier. Ci eravamo sentite in quell'occasione proprio per un articolo, un'intervistina su Repubblica, e la risposta che mi aveva dato la signora Gianola era stata proprio una lezione di vita su come dovremmo affrontare la vita, con gli insegnamenti dei nonni, quindi dei genitori, e anche con un'esperienza vissuta, anche basata su un'esperienza vissuta nella quale non si è mai trovata, insomma, di fronte a queste situazioni. Ovviamente si vede che sono stata fortunata. No, ma non è una questione di fortuna, lo diceva anche prima. Secondo me ogni volta in cui una donna dice io sono fortunata perché è arrivata da qualche parte, e invece no, è il risultato di uno sforzo, di un impegno, di una costanza, di una serietà di fondo, di un rigore di fondo. Mi piace ricordare, visto che siamo a San Daniele, per onorare il comune di San Daniele, che proprio qui è nata ed è cresciuta un'altra grande donna, ne abbiamo parlato qualche giorno fa sul giornale, che è un giudice che è diventato presidente di sezione di Corte di Cassazione, presidente di sezione penale di Corte di Cassazione. Insomma, devo dire che è un punto d'arrivo veramente importantissimo nella carriera di qualsiasi magistrato, direi a questo punto di una donna tanto più, perché comporta che cosa? Comporta quello di cui parlavamo al telefono anche ieri, no? Questa difficoltà di coniugare la vita familiare banalissimamente, però è quello, sta tutto lì il problema. Ritengo che però sia determinante l'educazione che ti trasmettono i tuoi genitori, in particolare la mamma. Per me penso sia una cosa importantissima, ti dà quella sicurezza, quel senso di non essere, cioè io non mi sono mai considerata una femminuccia, non un maschietto, io ero un individuo pensante, dato, e soprattutto il fatto di dirmi che bisognava essere onesti, rispettare chi ti sta accanto, cosa che non è tanto di moda, purtroppo, dico purtroppo, e penso che i genitori mai come in questo momento dovrebbero impegnarsi per trasmettere quei valori che ai miei tempi, nella società esistevano e che purtroppo stanno esistendo sempre meno. Quindi noi dobbiamo essere così bravi, prima come nonni, come genitori e poi anche come amici, riuscire a dare ai giovani quel rispetto, quel senso di star bene, vivendo, assaporando, diciamo, riscoprendo il valore della parola amore, non inteso come amore fra uomo e donna, amore per la natura, per rispetto per la natura, rispetto per chi ti sta vicino e rispetto per gli amici e anche rispetto per le persone che fanno anche il tuo lavoro, anziché denigrarli o cercare di far dispetti, essere contenti che ci sia qualcuno che pensa e che ti fa migliorare il tuo lavoro, ecco, diciamo. E allora chiedo a sua figlia, ad Antonella, sempre rimanendo agganciate a questo filo,
di ragionamento, però a quale prezzo? Abbiamo sentito quante belle cose, lasciamo stare il successo, quante soddisfazioni si sono raccolte attorno e nella vostra famiglia, però a quale prezzo? Cioè abbiamo due piatti della bilancia, su un piatto c'è tanto lavoro, ci sono sacrifici e ci sono anche delle rinunce, perché parliamo da donne. Cosa c'è sull'altro piatto della bilancia che lo rende? Vale la pena, ecco, vale la pena. Certamente, se fai una cosa che ti piace, e io ho due figlie che adesso hanno 20 e 24 anni, Gaia e Sofia, e le ho molto desiderate, certamente devi rinunciare quando hai un figlio, finito di lavorare, io dedicavo tutto il tempo a disposizione ovviamente alle mie bambine, poi alle mie ragazze, e a me piaceva leggere, leggevo di notte perché ho sempre avuto difficoltà a dormire, e ovviamente crescendo le bambine ho avuto molto più tempo per me, per coltivare le cose che mi interessavano, o qualche volta anche magari, devo dire quasi una rinascita al contrario. Credo che tutte le donne che lavorano e che diventano madri ovviamente vivono questo percorso, però ovviamente se lo desideri è una cosa che è come un'energia, è faticoso ovviamente, però è un'energia che si autorigenera in qualche modo. E poi certamente l'esempio, perché nostra madre ha sempre lavorato, e per lei dice che ha partorito, che il giorno dopo era giù, perché l'ufficio era sotto, e quindi io mi ricordo ho lavorato fino alla mattina, ho detto mamma mi sento un po', e sono andata in ospedale, poi vabbè sono uscita, ho avuto un parto un po' travagliato, ma è subito tornare a lavorare, perché tanto era così, cioè non c'erano neanche le alternative, dovevi lavorare punto e basta. E quindi le bambine c'erano, andavano seguite, amate soprattutto, e quindi per amore. Ecco, io credo che tutto quello che si fa e che si fa in qualche modo, che riesce poi o che ti dà, è fatto per amore, perché l'amore ti permette di andare oltre a qualsiasi non è fatica, perché lo fai, non te lo poni come problema. Certamente mi chiedo, noi abbiamo la fortuna di lavorare in una propria azienda, ti permetteva qualche orario flessibile, se la bambina era malata potevo andare a vedere, vivo nello stesso paese, viaggiavo, però poi viaggiavo magari fine settimana. No, per dire la verità abbiamo lavorato tanto, ma tanto proprio, con mie sorelle, usciamo adesso che cominciamo a avere oltre i 50 anni, io ne ho 56 tra qualche mese, e qualche volta quando ci troviamo a Udine dobbiamo andare o dall'avvocato o dal notaio, diciamo caspita, ma c'è anche un'altra vita, c'è la gente fuori per aperitivi. Noi questo l'abbiamo scoperto, credo che se lo chieda alle mie sorelle anche, noi l'abbiamo scoperto dopo i 40 anni, sì, forse anche dopo, esiste anche un'altra vita. Adesso i giovani in realtà è molto bello, e le giovani riescono vogliono una vita. Parliamo ovviamente del mondo occidentale, abbiamo pochi giorni fa avuto i dialoghi a Udine, che verranno peraltro trasmessi domani sera da Tele Friuli, e con la Nancy Fraser, questa straordinaria filosofa statunitense, e nel mondo comincia anche, in realtà qualcosina addirittura anche in Cina cominciano, però in realtà persone che hanno un lavoro e decidono di lasciare il lavoro per dedicarsi ai propri interessi o semplicemente prendersi una pausa, questa è una possibilità che viene nonostante tutte le situazioni drammatiche, i problemi che stiamo vivendo, che esiste solo in una certa parte del mondo, per altre persone non esiste come possibilità. Oggi i giovani vogliono più avere spazi personali, che è giusto certamente. In tutto questo, come donna bisogna capire dove si ritaglia, perché le giornate sono fatte di 8 ore e l'energia si può moltiplicare, ma comunque è quella. Se tu desideri un bambino e poi lo vuoi seguire, cioè non lo vuoi, e in questo non voglio dire non metterlo nell'asilo nido, perché anche io l'ho lasciato ad una signora perché io andavo a lavorare, e questo anzi è la qualità del tempo che tu dedichi a tuo figlio e non la quantità. Di questo anni di sensi di colpa, e poi te ne fai una ragione e capisci che in realtà è così, perché riesci a costruire un rapporto. Nostra madre, questo probabilmente ne abbiamo parlato quando nel 2003, pensate, è venuto il New York Times a fare l'intervista al Saturday Profile dedicato a questa signora con le figlie,
in realtà parlava le donne e il papà no. La fortuna perché rappresentava il massimo delle ambizioni, nel senso bello della parola, di una donna negli Stati Uniti, perché lei lavorava e allo stesso tempo poteva vivere molto del suo tempo con la famiglia perché lavorava con le figlie, col marito e con le figlie, e quindi lei ha avuto certamente in questo senso una vita faticosa, però con noi sempre vicino. Noi abbiamo imparato tante cose perché stavamo attaccate alla mamma, prima per stare con la mamma e poi ovviamente crescendo perché potevamo dare una mano. Una giovane donna, io per esempio sono ammiratissima di Alessandra Salvatori, che è il direttore di Telefriuli, che conosco da quando era giovane veramente, giornalista, perché ha sempre seguito il premio Nonino, quindi la conosco. Lei ha 2 figli e non ha la famiglia vicino. Io mi sono sempre chiesta, guarda, faccio sempre complimenti, come hai fatto proprio? Perché parliamo dell'articolo della Costituzione, bellissimo, straordinario, però in Italia in realtà se una donna desidera avere dei figli e crescerli non ci sono delle strutture che permettono una naturale, diciamo, una naturale crescita della donna a livello lavorativo, e sappiamo da tutte le analisi che vengono fatte, si leggono sui giornali, sui social, di quanto l'apporto femminile nel mondo del lavoro, addirittura di quanto contribuirebbe al PIL se tutte le donne potessero veramente lavorare, e ha dimostrato anche che durante il periodo del Covid, con tutte le problematiche legate al doppio lavoro appunto per seguire i figli, la didattica a distanza, tutte queste cose, ma soprattutto in periodi poco prima della crisi anche economica, la donna che si adatta proprio per questa sua necessità di natura, no? Perché devi riuscire a far quadrare, cioè desideri crescere i tuoi figli, allo stesso tempo magari vuoi anche crescere come persona, realizzarti. Mentre molti uomini hanno perso il lavoro e sono andati in grandissima depressione, la donna si dava da fare e trovava delle alternative per mandare avanti la famiglia, e questo sono grandissimi esempi di grande forza, di grande coraggio, a cui veramente faccio... Rientra in quella parte di lavoro non retribuito, no? La famiglia, sì. Non riconosciuto in nessuna maniera, sì, se non quella che stanno più attente, no, sì, stanno più attente, sì. Comunque adesso torno a questo, anche perché penso che abbiamo ancora una decina di minuti, torno a breve su questo argomento con Gianola, però prima una domanda, infatti, a Francesca. Guarda, a Francesca chiedo due cose combinate. Parlavamo dell'amore per la famiglia, per la casa. Voi avete sentito nella presentazione, non è soltanto, cioè lei dovrebbe sarebbe Francesca Bardelli, in realtà è Francesca Bardelli Nonino all'anagrafe, quindi questo è un atto di grande amore, grande senso di responsabilità. Ma adesso chiederemo certamente, adesso così parliamo anche del papà un attimo, e poi certo ci sono un po' di giovani, ci sono in sala, però non tutti sanno che cosa sia un influencer, e soprattutto tu sei la pioniera degli influencer della grappa, quindi ti chiedo come ti sia venuta questa idea. Allora, intanto mi viene da ridere perché è vero, sono Francesca Bardelli Nonino, nasco come Francesca Bardelli, ma l'ultima volta mi hanno detto: ma ho scoperto anche il tuo secondo cognome, fai anche Bardelli. Ho detto: Gesù, il papà poverino, gli sarà venuto un colpo, sì, rispettanti, sono diventata ormai Francesca Nonino, però no, Francesca Bardelli Nonino perché poi mio papà è il miglior papà del mondo. Comunque, a parte questo, no, semplicemente quando io ho 2 fratelli, Chiara e Davide, sono la più piccola dei 3, e nel momento in cui siamo diventati tutti e 3 maggiorenni abbiamo fatto richiesta per avere anche il secondo cognome, quello materno, anche perché devo essere sincera che comunque, nel senso, la mamma ci ha fatto tanto giovani, nel senso, io sono la terza e mi ha avuta 27 anni, però per quanto siano stati genitori pazzeschi ci hanno bollato tanto i nonni, ma tanto. E quindi e anche alle zie, sì, è verissimo, nonni e zie, perché comunque se volevamo alla nonna voleva dire che c'era una zia alta, una zia Betty che ci cuccavano. E comunque sinceramente Nonino è parte della mia identità, nel senso, io mi sono sempre sentita Nonino, mi sarei sentita come se mi mancasse una gamba, tra virgolette, nel senso, infatti io sono felicissima adesso che sia diventato per legge che il figlio debba avere entrambi i cognomi, o almeno la possibilità, perché comunque
nel senso, sarà che magari abbiamo anche, se appunto 125 anni di storia, però mi sembrerebbe un crimine contro i miei stessi geni, contro la mia famiglia, non essere anche nonino. Cioè, non che potrei fare a meno di essere Bardari, però sono entrambe le cose. Secondo me è giustissimo dare una rappresentazione, anche perché sennò, cioè, io non sono madre, ma se mai lo diventerò, cioè, i miei figli devono avere i miei cognomi, tutti e due. Infatti sarà un problema capire come ci sia la cosa, perché però sì, nel senso, non esiste che io sia soltanto un'incubatrice e poi, cioè, no. No, scusa, che cos'è? Lo faccio io, non è il mio cognome, cioè i miei cognomi no, cioè non lo accetterei mai. E quindi parte integrante della mia identità e quindi per me è una cosa indispensabile. Tant'è che poi hai cominciato a lavorare nel mondo in prima persona, insomma, nel mondo. Peccato che non abbiamo da trasmettere qualche clip del tuo lavoro, sarebbe ancora più significativo, però ce lo, vero? Potevo pensarci, sì. Però insomma ce lo racconta. E da cosa traggono spunto poi? E perché questo strumento? Lo sappiamo che ormai lo sappiamo noi giornalisti, insomma, che siamo stati investiti dal digitale e in qualche modo è un'onda che è diventata uno tsunami per certi punti di vista, però a saperlo usare bene lo strumento del web può diventare una fonte preziosissima anche per quanto riguarda la veicolazione, no, del prodotto. Cito mia zia Anto, che ha detto appunto come le donne durante la pandemia si sono date da fare e appunto io diciamo che prima della pandemia, adesso ho ricominciato, però grande parte del mio lavoro era quello di viaggiare, andavo principalmente nel mercato degli Stati Uniti, solo che dopo non era più possibile viaggiare e anche gran parte delle nostre attività di comunicazione, che erano proprio l'incontro diretto, l'incontro in real life, quindi degustazioni da noi, andare in giro per l'Italia, in giro per il mondo, non poteva più essere fatto e secondo me era il momento di trovare un modo per riuscire a mantenere vivo il rapporto con i nostri estimatori, anche perché comunque se no voleva dire non comunicare. E eravamo, soprattutto quando è partita la pandemia, c'era il settore della ristorazione che era in completo lockdown e per noi la ristorazione è fondamentale, cioè lavoriamo tantissimo con la ristorazione e secondo me, cioè, io veramente non ci dormivo la notte perché pensavo dobbiamo trovare un modo per riuscire a dare un messaggio da parte di nonino che la nostra azienda c'è in questo momento di difficoltà. Chiaramente però doveva essere un messaggio che doveva essere in linea con quella che è la realtà nonino e anche con i budget che ha la nonino, perché non siamo una multinazionale. E mi è venuto, mi ricordo, mi stavo per addormentare finché non mi è venuta su questa idea di fare le masterclass online gratuite con kit degustazione a domicilio per la ristorazione. Abbiamo fatto un video con tutti quanti insieme, che poi anche fare un video tutti quanti è sempre un lavoro, però abbiamo fatto questo video, abbiamo lanciato la campagna su LinkedIn che è stata un successone e da lì è partito il mio viaggio verso la comunicazione online, però diciamo che più ho cominciato a comunicare anche sul profilo istituzionale nonino, più dopo avevo anche voglia di provare nuovi tipi di comunicazione per la grappa, perché comunque io quando penso alla grappa mi vengono gli occhi a cuore, perché per me la grappa è la mia famiglia, è la storia italiana, è la nostra cultura, però mi rendevo conto che anche magari per le persone della mia età, cioè, quando parlavo di grappa pensavo magari che era un distillato per persone mature, per non dire piene, nel senso, ecco. Sì, no, il concetto era quello, e dicevo, ma perché c'è questa idea qui? Cioè, la grappa è una meraviglia. E ho cominciato a darmi libertà creativa sulla grappa, magari con un tipo di comunicazione che era un pochino più disruptive, e ho cominciato a utilizzare il mio profilo personale, perché comunque internet è cattivo, se fai un errore di comunicazione sei rovinato, cioè io avevo tanta paura di mettere in gioco la reputazione dell'azienda, ho detto vabbè, uso il mio profilo come cavia, mal che vada, se qualcuno vede un video e non piace diranno vabbè, se quella è la nuova arrivata, però vabbè, nel senso sì, ne andava di me, non dell'intera azienda. E invece incredibilmente è andato bene. Ma sai cosa è successo? Viene da ridere, perché il video che mi ha fatto diventare l'influencer della grappa è un video dove sono nell'orto della nonna, dove faccio vedere, perché c'è un aspetto che tante volte le persone ma perché ci sono degli aspetti, cioè
io mi rendevo conto che ci sono degli aspetti della Nonino, che ha questo brand conosciuto a livello internazionale, però che noi siamo veramente la classica casa bottega italiana, cioè quel tipo di realtà lì, con un brand però che è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, e io volevo far vedere alle persone che non potevano venire a trovarci, perché comunque non tutti vengono a Percoto, questo tipo di realtà qui. Allora mi sono messa nell'orto della nonna e ho raccontato di come la grappa è una bellissima economia circolare, perché con la vinaccia esausta, la vinaccia distillata, noi fertilizziamo l'orto della nonna, e ho fatto vedere questi pomodori giganti dicendo venite per la grappa e poi restate per la pasta al pomodoro più buona della vostra vita. Mi ha contattato un giornalista e è partito con Francesca, l'influencer della grappa. Io ho pianto 40 minuti. Dalla gioia, dalla gioia. Sì. Però è stato tutto merito dei tuoi pomodori, fanno miracoli. Grazie, e chiudo il cerchio così poi passiamo alle domande dal pubblico se ce ne sono. E no, tornando agli argomenti un po' che ci intristiscono, no? Perché tanto si fa, tanto si lavora per abbattere questo soffitto di cristallo, per raggiungere la parità, per tutto quello che diceva anche Antonella poc'anzi, il PIL che impazzirebbe, no? Se lavorassero tutte quante le donne, e poi apri il giornale e trovi quelle affermazioni un po' infelici dell'imprenditrice stilista che dice per l'appunto inaccettabile. Ecco, cosa ne pensi? Inaccettabile. Che poi magari Una cosa che ti fa venire il microfono. Io sono stupida. Diciamo, sapete di cosa stiamo parlando, no? Dell'imprenditrice che ha detto io assumo soltanto dagli anta in su donne che abbiano già sostanzialmente che abbiano già avuto figli e che siano già fatto i bambini, sì, quindi che non mi entrino in maternità e quindi non debba sospendere visto che ho investito su quelle persone, eccetera. Ecco, è un passo indietro rispetto a tutte le battaglie che abbiamo fatto, oppure magari è un politically scorretto però che rappresenta un'uscita così infelice, così triste, poi ti fa capire che sta donna non caga più un cavolo di niente, non ha valori. Una persona che dice questo non ha valori, perché io immediatamente mi sono ricordata di Daniela, tesoro, che per noi Daniela è venuta quando aveva 18 anni, appena diplomata, 19 anni, ragioniera. È andata in pensione 2 anni fa, per ogni volta che abbiamo bisogno dico Daniela tu sei la nostra la memoria storica della Nonino. 40 anni ha fatto. 42 mi pare. 42 sì. È rimasta incinta, sì. Si è sposata, è rimasta incinta mentre lavorava da noi, era incinta di 2 gemelle, ricordo una pancia che non finiva più e non stava, addirittura è venuta a lavorare fino al 9° mese. Ti prego Daniela, te ne partorisci qua. E no, perché queste sono cose che devo seguire io. No, non la stava più neanche fra la sedia e la scrivania. Quindi era proprio in linea con la famiglia, insomma, con lo spirito. Per noi veramente è stata non avuto anche il papà un infarto, una roba, quando lei si è partorito? No, lei Ninina proprio voleva assolutamente, cioè lei amava il suo lavoro e voleva esserci. Ovviamente avendo 2 gemelle la Nonino, lei avrebbe dovuto stare a casa non 9 mesi dopo la maternità, 18 dicevano. Invece con lei aveva la mamma bravissima, la nonna in casa, però noi abbiamo assunto una puericultrice a spese nostre, in modo che lei fosse tranquilla e potesse venire a lavorare tranquillamente, perché lei viveva e lo vive tuttora. Quando la chiami, è vero Antonella, lei molla tutto, abitiamo a poca distanza, ed è stato il primo, devo dire che la Nonino, un esempio, ha avuto sempre il 90% di collaboratori femmine. No, per una scelta di genere o perché ci sono delle qualità particolari? Perché probabilmente prima di Benito c'era sua mamma che era rimasta vedova e ha portato avanti l'azienda aiutata da signore, da collaboratrici donne per la maggior parte, salvo che per la distillazione che erano uomini e un impiegato, ma il resto perché? E noi siamo andati avanti ma noi con le donne ci siamo trovate sempre, cioè
sono degli individui pensanti. La donna, se vuole e se ha la possibilità di realizzarsi, se non ha a casa un rompi de marito, porca miseria, o dei genitori, e vuole realizzare se stessa, è stata la prima donna a quadro della vita Nonino, e tuttora noi su 36 dipendenti, adesso sono 7 uomini, il resto sono tutte donne. No. Ma non è una forma di razzismo a favore delle donne, semplicemente determinati lavori van bene le donne, ma mai solte giovani, te sapevi benissimo che le aveva da partorire, già eri a disposizione per darle una mano, per aiutarle. Indubbiamente, cara dottoressa, anche in questo caso lo Stato non esiste, perché è una vergogna, perché pensi, noi abbiamo assunto una puericultrice per 2 anni, per questa nostra collaboratrice, per darle la possibilità di continuare a realizzarsi, perché a lei piaceva, aveva la mamma che le dava anche la garanzia, ma lei crede che noi abbiamo potuto scalare le spese per la puericultrice? Un'ostia? Non abbiamo scalato neanche una lira. Quindi diciamo che mancano niente le asili strutture nido, di supporto, niente asili infantili, niente scuola a tempo pieno, e non esistono più le nonne, perché quando ho avuto i figli io, mia mamma era un'insegnante e era andata poi in pensione, la nonna c'era, il nonno c'era. Adesso le nonne, io quando ho avuto la prima nipote, Chiara, mi ero proposta di fare ogni sabato festa un'ostia. Mai. No, tu andavi a prendere, Sì. la via noi. E noi abbiamo fatto le zie Quindi felici. trovo con tutti, indecente, cioè. inammissibile. Sì. Eravamo ragazzi, Penso che 16, se avesse buon senso 18. si ritirerebbe dal lavoro e le sue dipendenti dovrebbe mandarla in mona, porca miseria. Ecco, io avrei dovuto intervistarla in questa occasione. Offensivo, veramente, è inaccettabile, perché queste sono le cose che ti fanno capire che nel mondo ancora ci sono persone che non danno, che non considerano uomo e donna individui pensanti. Questo lo trovo e che c'è ancora tanto da fare anche a livello di investimenti, sicuramente. Magari che in Italia in realtà sono le aziende grandi, ovviamente, che hanno una certa struttura, si organizzano adesso per avere gli asili interni all'azienda, sempre di più, sì. Siamo uno stato, poi nelle more, le medie io aziende spero che sono questo sia dislocate un caso a nei piccoli sé, paesi. spero che non ci siano altri che facciano questo. che fanno outing. Un concedo di paternità più ridotto. Ecco. Ma adesso arriverà Sì, quello.